Scatman's World. Raga, tutto il comandante veneziano. Allora, Fioi, siamo a Tondela, queste sono le previsioni meteo, sereno in prove libere, piovoso in qualifica e bellissimo in gara, consumo gomme alto, carburante medio. Stiamo cercando di contattare un nuovo membro dello staff perché il nostro capo ingegnere ha notato che è molto scarso, cioè non è sinceramente un granché. E vediamo sto Eric Rousseau che è molto forte, anche perché nello staff stiamo calando. Come meccanici di gara, anche là potremmo fare un pochettino meglio, però per il momento teniamo questi. E niente, chiaramente aspettiamo anche il pilota. Raga, speriamo di fare qualche punticino in più, prestazioni, l'affidabilità sta migliorando. Speriamo bene. Ragazzi, ecco le qualifiche, quinta la Molly, non male. Breton, sedicesimo. Sì, comunque anche lei è femmina, quindi la Breton, vabbè. Vabbè, la Breton non c'è proprio, Tondela. Condizioni, ok, ripartiamo. Allora. Mettiamo morbide. E assetto gara tante robe, ho cercato di vedere. Beh, speriamo bene. No, aspetta, ho sbagliato. Beh, a lei mettiamo le morbide e da gara. Mentre a Margot, non so se è Margot perché non si scrive così. Togliamo le gomme morbide e mettiamo le dure. E lui infatti lo facciamo partire con le dure, vediamo. Dure 16-18. Ok. Mentre vedi la Fox qua, devo migliorare questo. Ecco, secondo me così va bene. Gomme. Cominciamo vabbè, con le super soft, 6-8 giri. E opzioni carburante. 8 giri, mamma mia. Ok. Ok, e andiamo ragazzi, vediamo di fare una gara decente, ma la vedo molto molto dura. Vai. Quarta tappa del mondiale, Tondela, quante volte ho vinto qua? Molly già parte di merda. Già settima da quinta, bene. Direi che è un bel modo di cominciare la gara. Dai ragazzi, dai, brava Molly, dai. Però devi risparmiare un po' le gomme, eh. Vediamo, tutti e due, vediamo. È stata una tattica fenomenale per il Kuma. Gli altri per il momento sono a cannone. Breton deve fare una gara così. No, vabbè, ma in curva è una roba la Molly devastante, cioè fa schifo. Guarda che io capisco che. Ok, vabbè, ma lascio stare che è meglio. Dai, Molly, combatti. Cioè, io ho anche la mescola migliore, insomma, cioè. No, proprio in curva è una roba di una scarsità immensa, figli. Lasciatemi il termine perché è così. È una vergogna la Fox. Ah, Dio mio. Non so adesso riusciamo a tenere le gomme un po' più degli altri, che poi gli altri sono messi, se le stanno anche risparmiando più di me, in realtà. Allora, non ho parole. Non ho parole veramente. Ok, facciamo tirare un po' di più Breton. Dai Molly, dai, mamma mia la Molly.
Facciamoli fare, no, dai, facciamone fare almeno un altro. Sarà capace di farne un altro. Pit stop. Andiamo con le dure. Carburante per 18 giri. E ok. Adesso tiriamo con Breton a cannone. Vediamo cosa ci combina Breton. Dai, Molly, dai. Vai, Fox. La Molly è 13ª, Breton nono. Ah, povero Breton. Cioè, con tutti i pit stop comunque no, no. Mamma mia. Bella tosta la Formula 1. Devo solo capire adesso come, cosa fare, cosa migliorare, Fei. Questo Breton non mi piace, non mi piace proprio. Neanche la Molly mi piace, cioè. Fox 13ª. Ai ai ai, stai buono Breton, stai buono. Cosa buona è che Breton ha fatto molti giri, dai. Diciamo così. Ah, Breton lo facciamo andare ancora con le hard comunque, assolutamente. 21 giri. Adesso risparmio, cerco di farne ancora qualcuno, cazzo. Settimo Breton. La Molly sempre 13ª. Oh, finora mai è uscita la safety car, cioè sia la safety che la virtual, finora solo bandiere gialle. Dai vecchio, dai, dai Breton, dai. Più giri mi fai meglio è. Dai Molly, dai, mamma mia Molly, poverina, una rincoglionita, fioi Molly. Devo andare ai box per forza. Cazzo, l'ultimo, vabbè. 18 giri. Mettiamo anche 20, così poi se lo farò un altro pit non serve. Ok, Breton, puoi dare tutto. Bravo. 13º Breton. Breton è 13º, la Molly è 12ª. Dai ragazzi. Mamma mia, sta Ferrari è veramente una merda atomica. Male, male, male. Poi sì che spingo più degli altri, ragazzi. Boh. 17 giri alla fine. Andiamo neutrale così magari dopo posso fare l'ultimo stint con le medie. Dai Molly, mamma mia. La nostra Molly. Ok. Adesso tiriamo il... ancora no, ancora no. Tanti chiudono con le hard.
15 giri mancano, io aspetto nella speranza di poter chiudere con le soft, con le medie. Siamo 12esimi e 13esimi per il momento. Tutti e due fuori dai punti purtroppo. Quattordici giri alla fine. Ok, il prossimo cambio. 12 giri. Porca puttana. Vabbè, ci proviamo. Ok. Proviamoci. La Molly è nona. Potremmo veramente fare i primi giri a risparmio. Sarà durissima, ragazzi, io ve lo dico. Sarà veramente, veramente dura. Ok. Devo fare i primi giri a risparmio. Siamo 11esimi. Dopo potremo salire un po', vedremo. Staremo a vedere se è possibile. La Molly è decima. Vediamo se la strategia è giusta. Siamo gli unici con le medie. Siamo gli unici con le medie. Impresa disperata del Cume. Tiriamo con Breton a sto punto, non c'è niente da fare. Ma devo stare più sulla Molly, raga, perché è un po' più forte, quindi l'unica speranza di punti ce l'ho da Molly, purtroppo. Dai, Fox, dai, Fox. Il 10° posto chiaramente non basta. Dai, Molly, che forse la strategia per qualche punticino niente da fare. Comunque, siamo in risparmio di gomme. Adesso vediamo che il carburante stiamo attenti perché... Certo che i primi volano in maniera devastante. Attenzione, la Molly è nona. Nono posto per la Molly. La nostra Molly è nona, ma chiaramente anche il nono posto non è sufficiente per un cazzo. Beh, meglio di niente, per carità di Dio, però. Davanti purtroppo non si ritira nessuno. Una cosa buona è che ho le gomme, diciamo, messe ancora bene per il momento. Dai, la Molly ottava. No, adesso sono al 66% delle gomme, mancano 7 laps. Andiamo con le... Ok. Vai Breton, deve vedere tutto. La Molly scende al nono posto. Vai. 3 giri in più mi sono messo, allora possiamo tirare anche al massimo. La Molly è nona. Niente, non c'è possibilità purtroppo. Anche perché loro chiaramente non andranno mai box. 5 giri. Breton 13°. Dai Breton, tira come un porco. 4 giri. La Molly deve andare un po' in media col carburante, se no rischiamo. Ai ai ai.
Sempre non ho posto, Breton non si schioda da là invece, mamma mia Breton. 3 giri alla fine. Dai Breton, non rompere il cazzo. Qualcuno va ai box, vabbè, ma il primo è andato ai box ragazzi, cioè. Mi viene un po' da ridere. Le mie gomme sono andate ormai. Ai ai ai. Non arrivo neanche nono ragazzi. 11° Breton, sta arrivando Breton. Dai, forse ce la fa Breton. Dai Breton, dai. Sta Breton, maledetta. Mamma mia, povera Fox, povera Fox. Ah, dai, l'hanno posto per il bonus. Ah, comincia adesso l'ultimo giro. Ah, bene. Molto bene. Ai ai ai, sarà duri, ti prego, ti prego. Cazzo, hanno finito il carburante. Cerchiamo di non... Ah, l'ha finito anche Breton. Anche Breton l'ha finito, anche la Fox. Oddio, Molly. La Molly non ce la fa, ce la fa, non ce la fa. Ti prego, nona, yes. Breton ce la fa decimo, non penso proprio. Dai, un punticino in più, dai. No, non ce la fa, 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 ce la fa, ce la fa, ce la fa e... Noni e decimi, tutti e due a punti. Madonna, godo. Che disastro. Qua devo mettermi a pensare di più. Pensavo fosse tutto semplice dopo le grandi vittorie dell'Europa e Asia, invece non è così, ragazzi. Si controllò 8, tanto nessuno viene mai squalificato. Nono e decimo, 3 punticini. No, qualcuno sì, vedete. Ah, drive-thru però. Siamo ottavi e dodicesimi con 23 punti. Siamo gli stessi punti della Windsor Racing che per fortuna non ha preso punti. Siamo sempre là, ragazzi. Siamo sempre, sempre là. È una bella sfida, ragazzi. Una bella sfida. Soldini arrivano per fortuna. Adesso vediamo un attimo. Il monoposto è sempre al top. Intervista. Accetta l'intervista. Ok. Dai, vai, facciamo così tanto. Ok. Sediamoci nuovamente al tavolo. Cos'è? Ma che palle, oh. Andiamo alla pari. 500. Madonna, ma sti sì, ma vogliono tutti cifre impossibili, cioè... Che palle, mamma mia. Ok. Piloti. Posta. Ok, riparazione terminata. Qua, quindi va bene così. Stiamo migliorando i pezzi. Adesso bisogna fare il progetto nuovo componente per forza, però, eh. Decelerazione, vediamo dove siamo più scarsi. Secondi, secondi, primi. Era cruciale, facciamo l'alettone posteriore a questo punto. Ok. Perfetto. Solo uno alla volta possiamo farne. Eh sì, purtroppo sì. Proposta di contratto. Dai Molly, muovi. Ah, ok, la Molly vuole fare meglio. Cosa ti voglio rinegoziare? Madonna. Preferirei che pagaste tutto voi. Vabbè, però allora...
Così. Questo è forte però, Lo paghiamo un po', però questo è forte. Così dovrebbe venire, cazzo. No, veramente mi girano i coglioni. Oddio, problema. Perdere raffreddamento. La fideltà del componente andrà in fumo. Sistemiamolo. Vediamo quanto sto pagando per la prossima macchina. Nella media. Se facciamo così. Vabbè, dove sì. Perché lo penso anche al prossimo anno, ragazzi, Posta. Ancora, oh, ma che do coglioni. Facciamo così. Ma questo qua, cioè, bisogna capire se è forte. Ultima chance. Speriamo bene. Monoposto. Allora, progetta nuova parte, ne progettiamo anche un'altra. Il motore non serve. Decelerazione. Decelerazione. Allora, decelerazione più 25. E ok. E ci costruiamo anche questi. Raga, qua bisogna fare tanto. Palettone terminata. Miglioriamo i componenti, ora qua siamo messi bene. E beh, questo è da migliorare, questo è l'84, ora miglioriamo, mettiamo l'affidabilità su questo. E anche la forza su questo, cioè la prestazione su questo. Ok. Qua invece, vabbè, basta, per il momento ci siamo, dai. 72. Buono. Ci vuole pazienza, raga. Milano. Adesso andiamo un po' avanti dopo il video perché volevo lasciare magari con pilota nuovo, ma ricerca talenti. Dettagli pilota. Merita? C'ho 28 anni. No, 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 no. Purtroppo no. Vabbè, meglio così. Qua veramente non trovo un pilota, nessuno mi soddisfa. 16-22. Dio Cristo, Alexia sta qua. Però non è troppo più forte The Graft. Vabbè, pare che ormai era orribile, però vuole troppo. Non riesco a fare la macchina per il prossimo anno. Sì, ma chi mi ha scoperto di nuovo? Cioè, vorrei capire. Ah, ancora no, a livello 2, ok. Niente, vedete che qua ancora. Vabbè, però che do coglioni, oh. Vedi, Mamma mia, ragazzi, non viene nessuno. Quanto devo spendere? È impressionante, è vergognoso, però. È veramente vergognoso. Questi chiaramente non vengono. Il più forte è questo adesso. Affidabilità. No, i coglioni, questo non mi piace. Cioè, avrà lo staff. Mamma mia, i piloti. Vabbè. Cioè, alla fine non mi ha scoperto. Cioè, chi cazzo mi ha scoperto di nuovo? Nessuno, perché non ce n'è uno decente. Pino, a questo punto potrei ripetermelo qua, ma... niente, no, chiaramente non vuole venire. Gustavo Costa, Iker... Me ne ispira uno, ragazzi, cioè, non me ne ispira uno, purtroppo. De Graaf era l'unico, ma veramente voleva una cifra impossibile. Era Antonov grande. Tutti, Harry Chapman, chiaramente anche lui no, sempre la sua proposta era orribile.
Niente ragazzi. Questo potenzialmente è fortissimo. Ah, ha appena firmato il contratto, che do coglioni. 33, troppo vecchio. Niente, niente, non c'è possibilità. Questa è l'unica, ma cioè, confrontandola, la riconfrontiamola. Cioè, un po' più pronto, però è già pronta a sto punto, guarda. È l'unica cosa che possiamo fare. Stato alla pari. Facciamo così. 19. Non ci sono altre alternative purtroppo. Ma non viene neanche lei, ma va bene. Oh, speriamo bene. Se avete qualche consiglio, aspetto commenti. Un saluto dal comandante Veneziano. Ciao!